Ultime notizie sul Napoli. È un piacere essere di nuovo qui per condividere le ultime notizie sul nostro amato club. Oggi abbiamo ottenuto un pareggio e dopo la partita il tecnico Calzona ha fatto alcune osservazioni interessanti. Ha esordito riconoscendo la tendenza della squadra a subire gol, soprattutto nei momenti cruciali. Anche se siamo stati fortunati ad andare in vantaggio 2 volte, facciamo fatica a controllare il gioco, soprattutto quando non abbiamo il possesso. L'allenatore ha espresso la sua preoccupazione per la mancanza di solidità difensiva e per l'incapacità di mantenere la pressione sull'avversario. Per quanto riguarda la pressione sulla squadra, Calzona ha riconosciuto l'importanza di giocare in casa e il sostegno dei tifosi. Ha sottolineato che i migliori giocatori devono affrontare questa pressione e che è loro responsabilità motivare i tifosi. Anche con più di 50.000 persone allo stadio, la squadra non è riuscita a sfruttare al meglio questo sostegno. Sulle prospettive di qualificazione all'Europa, Calzona ha sottolineato l'importanza di credere negli obiettivi e nella squadra. Ha riconosciuto i problemi di solidità difensiva e la necessità di migliorare, anche dopo settimane di duro lavoro. La squadra deve trovare consistenza e risolvere questi problemi per raggiungere i propri obiettivi. Alla domanda sulle sue emozioni dopo la partita, Calzona ha ammesso di essere deluso per il risultato, ma ha sottolineato che la sua priorità è trovare soluzioni alle sfide che la squadra deve affrontare. Ha ribadito l'importanza di motivare la squadra e di pensare alla prossima sfida. In sintesi, Calzona ha riconosciuto i problemi affrontati dalla squadra, ma è rimasto determinato a superarli. È concentrato a trovare soluzioni e a motivare la squadra per le prossime sfide. Fino al prossimo aggiornamento, Forza Napoli!